Alessio Nazzaret arrabbiato per la direzione arbitrale, un paio di errori che hanno compromesso a suo dire l'evoluzione normale della gara del gruppo Proget Immobiliare, ma che non può non essere orgoglioso di quello che i ragazzi continuano a fare in campo, indipendentemente dalla presenza o no di alcuni elementi. Oggi mancava il capitano, non era Sì, un caso che mancasse forse qualcuno che gridasse dal centro della sì, difesa come c'era stato nelle ultime Cavachinagli. gare, Capitan Chinagli appunto, ma i progressi fatti contro Roma e Checco che abbiamo visto in casa vengono trasposti anche sul campo dei campioni d'Italia. Sì, buonasera a tutti. Sì, la disamina della partita è giusta, comunque sono orgoglioso dei miei giocatori, continuano con delle buone prestazioni, loro comunque sono una fortissima squadra. Non abbiamo demeritato, cioè il risultato è giusto, ovviamente Un po' troppo largo secondo quello che si è un visto in po' campo. troppo largo perché tutti abbiamo preso due gol da fuori aria, tiri da fuori, abbiamo avuto le nostre occasioni e ovviamente arbitraggio scandaloso sull'1-1 a fine del primo tempo, un arbitro da un minuto di recupero, l'altro dopo 30 secondi dava un altro minuto di recupero, dichiarazioni loro non si sono coordinati e noi abbiamo preso il gol del 2-1. Questa cosa non è ammissibile a questi livelli perché qui ci sono tutti giocatori di calcio, chi attualmente gioca o chi ha giocato. Quindi, come hanno detto i miei colleghi presidenti di altre società, come il livello è alto della Lega e dei giocatori, deve essere alto anche il livello dell'arbitraggio. È impossibile, è improponibile che due arbitri non si coordinano su chi deve dare il recupero e l'altro aggiunge un minuto all'altro. È inesistente. Noi in questo lasso di tempo prendiamo il 2-1 a fine primo tempo con il Cotton. Noi ultimi classifica, loro campioni d'Italia. È inaccettabile. Un errore quello degli arbitri appunto che tu hai voluto spiegare, io l'avevo introdotto nella domanda. Tornando al campo, voi su questo campo restate, sicuramente tornate a Il casa e non match. mettete le tende per una settimana, però la prossima ve la giocate contro la Bacci Immobiliare con la testa di chi su questo campo contro il Cotton ha creato e sa che probabilmente la difesa della Bacci Immobiliare non è imperforabile o comunque non gode di quel sapore di leggenda come quella del Cotton Club. Ok, noi guardiamo comunque sempre noi, i nostri progressi e ovviamente ce la metteremo tutta. Il Cotton in difesa è veramente forte, ti blocca tutti gli spazi. Bacci speriamo, ho visto qualche video, non ci abbiamo mai giocato, speriamo che loro sono un po' più permissivi, come dire, in difesa e ci daranno i nostri spazi, ma noi comunque ce la metteremo tutta. Complimenti e A in parte bocca gli al lupo arbitri. al presidente Alessio Nazzaret. Grazie.